Facilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione continua a cedere, permettendo così il passaggio di un fronte instabile e anche le temperature caleranno un po', almeno temporaneamente. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, sarà asciutto e stabile dappertutto. Dal pomeriggio sono attese piogge e temporali sulle Alpi e fin verso le pianure, localmente anche fin verso le aree costiere. Temperature, come detto, in calo, minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 24 e 29 gradi. Condizioni di bel tempo sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il sole sarà protagonista, poi peggiorerà in maniera decisa un po' su tutta la regione, con acquazzoni diffusi e anche con possibili locali grandinate. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime più fresche sui 25 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo maggiori spazi soleggiati nella prima parte di questa domenica. A seguire il tempo sarà via via più instabile, con temporali piuttosto frequenti e localmente anche violenti. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 27 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Facilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.